possibile. Non è possibile. Quando ci rivolgiamo ai servizi sanitari ci dicevano che avrebbero eliminato il ticket, ci dicevano che non era possibile andare nel pubblico e aspettare lunghe liste di attesa per poter fare una visita specialistica o un esame. E invece diceva Vendola 10 anni fa, se si va nel privato il giorno dopo, e diceva sarà così nel pubblico e nel privato. E ci diceva ancora che avrebbe riaperto gli ospedali. Scusate, un inciso, ma Sant'Eramo come ospedale ha riaperto i battenti o ha chiuso? Ma ce lo diciamo sì o no? Ma scusate, diciamocelo, ma i ticket li ha eliminati o li ha aumentati? Se è vero come è vero che andiamo in farmacia e paghiamo €1 in più per ricetta, se è vero come è vero che andiamo in ospedale negli ambulatori per fare prestazioni specialistiche e paghiamo €10 in più per ricetta, andiamo in farmacia per fare le prenotazioni che poi ce le danno dopo 2 o 3 anni e paghiamo €2 per la prenotazione, andiamo in alcuni ospedali e paghiamo pure il parcheggio di 5-6 ore che facciamo anticamere per la visita. Ma è questa la sanità migliore che Vendola doveva darci o consegnarci? Assolutamente no, non era questa, ed è questa sanità che noi vogliamo cambiare e dobbiamo rivoluzionare. La dobbiamo rivoluzionare con un candidato a presidente, un medico, un professore, un oncologo che può dare tanto alla nostra Puglia, tanto ai nostri malati, tanto ai nostri anziani, tanto ai nostri disabili e tanto a tutti noi. Ecco perché noi dobbiamo riflettere, cari amici, dobbiamo riflettere in maniera molto forte e convinta, dobbiamo riflettere su quello che è stato, quelli che sono stati questi 10 anni, uno sfacelo totale. Si andava negli ospedali e non si trovava il personale, tanti infermieri che aspettavano di essere assunti, tanti medici che andavano in pensione e non venivano sostituiti. Ma poi leggevamo i giornali e ci dicevano partono le assunzioni nella sanità, partono le assunzioni di 1800 medici, si assumono 165 infermieri. Ma chi ha mai visto un'assunzione nella sanità pubblica di voi? C'è stato qualcuno? Oppure hanno utilizzato questi messaggi alla vigilia delle loro campagne elettorali per prendere consenso per pagare solo il loro carrierismo politico? Perché volevano mettere le mani dappertutto e tenere le mani su tutto. Chi sta nei posti di potere? Guardate, noi abbiamo avuto un presidente Vendola che diceva io sono allievo di Enrico Berlinguer, e diceva Enrico Berlinguer, parlava della questione morale. Che cos'era la questione morale per Enrico Berlinguer? Era l'occupazione sistematica dei posti di potere. In effetti era un allievo, ha imparato bene ad occupare i posti di potere per poter fare i porci comodi suoi insieme alle mie. Su questo ci dobbiamo convincere. Quello che è stato nella tematica del deficit della sanità, un deficit che noi abbiamo colmato e ripianato con la tassazione, aumento di tassazione IRPEF, aumento di tassazione IVAP, aumento della accise e della benzina, 3 miliardi di euro prelevati dalle nostre tasche. Ma sapete perché? Perché se avessero curato mondializzato, io penso che tutti ci saremmo tassati pur di salvaguardare la vita umana. Se avessimo curato un paziente oncologico, tutti ci saremmo tassati. Ma no, il deficit è stato creato perché dovevano acquistare un disinfettante che costa sul mercato 50 euro al litro e lo pagavano a 1600 euro al litro. Questa è la vergogna di questo centro-sinistra. Con 2 litri di disinfettante si poteva pagare un infermiere, invece andavamo negli ospedali, non solo trovavamo l'infermiere a casa, ma non eravamo assistiti. Vergogna, vergogna di una sinistra che dice di essere accanto ai poveri, ma che poi aveva ragione, e dà ragione a Indro Montanelli che diceva la sinistra vuole così tanto bene i poveri che quando governa li aumenta di numeri e li rende ancora più poveri. Questa è la verità di questo centro-sinistra. E li ha resi ancora più poveri, se è vero come è vero che questa regione è diventata la regione più povera in Italia, se è vero come è vero che questa regione vive il dramma della disoccupazione in maniera molto più forte e molto più grave in Italia. Pensate che 6 giovani su 10 non trovano lavoro in Puglia, mentre
in Italia 4 giovani su 10 non trovano lavoro in Puglia. E perché? Perché mai? Perché è evidente. Se dobbiamo pagare tasse per ripianare i loro porci comuni, se dobbiamo pagare una tassa rifiuti per la loro incapacità di chiudere il ciclo di rifiuti che ha portato ai rifiuti nelle strade, a colmare le discariche, a dover trasportare i rifiuti per lunghi percorsi, a non raggiungere i livelli di raccolta differenziata e quindi a far pagare a voi, a noi, l'ecotassa. E quando ci arriva la tassa rifiuti è una vergogna, perché è la più alta in Italia questa tassa rifiuti. Allora tasse sulla sanità, tasse sui rifiuti, poi si mette a violenza. Avevamo eliminato la tassa sulla prima casa e la reintroduce, non contento anche sulla popolazione agricola, immette anche l'IMU agricola, tasse su tasse, ma mi dite voi quando potremo mai mangiare una pizza in più, bere una bibita in più, cambiare una sede e quindi dare qualche posto di lavoro, ma quando mai potremo farlo? E a volte si avvicina in Puglia un investitore privato che vuole spendere dei soldi per fare delle grandi opere e per dare posti di lavoro. Ed è successo. Nel Salento un investitore inglese voleva investire 70 milioni di euro per fare un resort, una struttura turistica e ricettiva. Voleva spendere 70 milioni di euro che avrebbero creato lavoro, occupazione, e invece ha speso solo 1.000 euro, ha risparmiato quel Paolo. Perché ha speso 1.000 euro? Per comprare una pagina del giornale, del Corriere della Sera, e per dire: Vendola, caro Vendola, ti devi vergognare, perché sono 10 anni che non ottenevo i pareri per poter realizzare la sua struttura. Ma non solo, chiedeva udienza, chiedeva di poter parlare, e le porte erano sempre chiuse, perché le loro porte non sono mai aperte per chi ha bisogno, sono aperte sempre per gli amici degli amici che portano nuovi voti per prendere il potere. Ed è questo che noi dobbiamo cambiare ed eliminare da questa regione. Questa regione non può continuare così. Anche a Cassano c'è una storia del genere. A Cassano c'è un signore che vuole investire 1 milione di euro per adeguare la pista dei go-kart ai requisiti internazionali per fare le gare dei go-kart di Formula 1 e deve allungare questa pista di 200 metri. Sono 10 anni che in tasca 1 milione non lo spende, la pista non va avanti, non abbiamo questo sviluppo a Cassano che avrebbe portato tanta economia, e si aspetta. E che cosa si aspetta? Si aspetta all'interno di una burocrazia che è diventata asfissiante, che è diventata ritardante, che è diventata ostacolante, una burocrazia che noi dobbiamo semplificare se vogliamo agevolare gli investimenti, far spendere i soldi, fare le opere, creare occupazione e lavoro. E guardate, a volte questi possono dire e dicono: ma noi non siamo per il privato. Poi non so quale differenza ci possa essere tra privato e pubblico quando dobbiamo generare lavoro, ma è anche il pubblico che retrocede. Se un comune, una provincia, un ente pubblico vuole fare un'opera, una strada, un ponte, un'opera per il dissesto idrogeologico, guardate che è la stessa cosa, i pareri non arrivano mai, restituiamo i soldi della Comunità Europea indietro, li restituiamo alla Comunità Europea, all'Europa, ma di lavoro e di occupazione non ce n'è, se non per chi ha lavorato nelle fabbriche di nichi, che si ritrova ad essere dipendente nella regione in barba ai nostri figli che avrebbero voluto un concorso che avrebbe messo in discussione il merito, perché nella pubblica amministrazione si entra per merito. Chi è più bravo deve lavorare per pubblico per poter meglio servire la collettività, ma per loro non era così. Per loro valeva chi riusciva a sviluppare le fabbriche di nichi, perché Vendola aveva un sogno, il sogno di diventare il leader dell'Italia, e inseguiva Bersani fin sui tetti di Roma quando doveva farlo privare. Bersani andava sui tetti di Roma a fare le sue ricolte e Vendola partiva con le macchine della regione, con i soldi della regione, partiva a Roma e saliva sui tetti per far vedere a Bersani che l'Italia era lui, e invece è rimasto veramente con le mani nel sacco. Guardate, quello che è successo in questa regione in questi 10 anni, io penso che abbia dell'incredibile nell'occupazione, incredibile nel lavoro, incredibile nella burocrazia, ma incredibile anche nel turismo. Nel turismo ci sono dei dati che noi dobbiamo analizzare. Arrivano più turisti in Puglia, ma negli alberghi le giornate di residenza si ritrovano.
Che significa? Che la Puglia è diventata una regione di passaggio, cioè i turisti arrivano in Puglia e vanno via, non restano nella nostra Puglia, perché è evidente che questa giunta, questo Vendola non ha saputo implementare un'offerta turistica integrata che metta in rete il turismo marino con l'entroterra, con le nostre bellezze, con il nostro paesaggio, con i percorsi enogastronomici, con il turismo spirituale, per poter dare la possibilità ai turisti stranieri di soggiornare in Puglia, di stare negli alberghi e di portare economia, lavoro e occupazione. Un fallimento totale che la dice lunga sulle tante contraddizioni di un governo che oggi si vuol porre ancora nella continuità per guidare ancora questa regione da un fallimento all'altro fallimento. Ma io vi chiedo, ma scusate, avete mai visto un direttore di banca nelle filiali che sta nelle banche nei nostri paesi, ci sta per 10 anni? No, assolutamente. Quelli dopo 3 anni cambiano, vanno in un altro paese. Ma perché? Perché c'è bisogno di rinnovare, di disincrostare, di fare in modo che ci sia il cambiamento, di fare in modo che ci sia una nuova motivazione, non di tenere sempre gli stessi a fare sempre le stesse cose, o meglio a non fare quello che devono fare e a fare invece tutto quello che non devono fare. E allora, amici, noi dobbiamo veramente prendere coscienza, perché siamo in un momento in cui la gente sta prendendo veramente coscienza del calo di queste Emiliano. Inizia ad essere antipatico Emiliano, questa figura così famiglia, questa figura così rincuorante, questa figura così supponente, arrogante. Allora questo calo noi lo dobbiamo utilizzare, è un calo che noi dobbiamo utilizzare credendoci, andando a votare. Se noi portiamo il 65% degli elettori a votare da una parte, e se noi convinciamo la gente che il voto utile è su una coalizione che possa dare costrutto e speranza, perché si basa su qualità, su professionalità, su competenze, è l'unica coalizione che può opporsi ad Emiliano, è quella guidata dal professor Chintulli, l'unica, quello è il voto utile che noi possiamo dare, e con questo voto utile state tranquilli che noi cambieremo questa regione. La dobbiamo cambiare, perché accanto al presidente Schintulli c'è chi ha fatto la gavetta con la sua presenza, c'è chi ha fatto la gavetta con la sua competenza, c'è chi ha fatto la gavetta per stare insieme e per dare una prospettiva di crescita ai territori e alle nostre collettività. Praticamente insieme a Schintulli c'è stato in regione uno che ha fatto la gavetta, questo uno si chiama Azzurro, e di fronte a voi. E di fronte a voi, e io penso che così lavora per gli altri deve essere premiato. Io mi aspetto di essere premiato da voi, di essere premiato perché insieme a Raffaele Fitto, che sarà avuto il successo in questa sala, noi tutti insieme
dia qualità per poterla governare così come l'ha governata Raffaele Fitto. Noi dobbiamo tutti insieme capire che si vince per un voto, non si vince se non abbiamo il voto in più, dobbiamo ricercare sempre il voto in più, non desistete, non demordete, non desiderate di incontrare un amico, di incontrare un fratello, una sorella, un collega di lavoro e chiedere il voto per Zullo, per Raffaele Fitto e per Schintulli, perché non è un voto perso, è un voto per la Puglia, è un voto per voi, è un voto per i vostri figli, perché oggi ci giochiamo non solo il presente, ma anche il nostro futuro. Perché, cari amici, noi dobbiamo rincontrarci qui il 2 giugno e Sant'Erasmo, ma il 3-4 giugno ci dobbiamo rincontrare, perché il momento più bello noi l'abbiamo vissuto insieme nel 2005 e nel 2010. Il momento più bello è quando abbiamo festeggiato l'elezione di Zullo al Consiglio regionale. Quello è il momento più bello, perché da una parte ho visto nei vostri occhi l'orgoglio che avevate, perché voi siete gli artefici protagonisti di un'elezione. Il vostro orgoglio lo voglio rivedere il 3-4 giugno e la mia gioia, la gioia di avere tanti amici a mani vuote, senza comprare come fa Emiliano, senza che ci si sporchi con la nostra onestà, con la nostra voglia di stare insieme e di essere amici. La mia gioia e il vostro orgoglio. Il 3 giugno dobbiamo essere tutti qua per reincrociare ancora una volta il vostro orgoglio e la mia gioia, la gioia di tutti quanti, la gioia di Raffaele Fitto, la gioia di Schintulli, presidente di questa regione, e la cacciata a casa un centro-sinistra che non merita l'affetto della gente, non prendere solo i soldi per vedere i forti, ma noi seguite voi, tutti abbiamo il vostro voto con la mattina per cambiare il destino di questa regione. Grazie di tutto quello che farete per me, grazie di tutto quello che farete per noi. Una comunicazione di servizio. All'uscita ci sono le schede per votare. Dice Raffaele che da oggi inizia. Forza tutti quanti insieme.